Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Ritorniamo a sentire cosa ci raccontano le nostre stelle anche per questo venerdì di aprile. Amici dell'Ariete, la vostra disponibilità al dialogo è genuina e nonostante i modi un po' bruschi riuscite ad abbattere qualche muro per dare una scossa agli affari. Serenità anche in famiglia, è ora il tempo di costruire magari un ombrello capiente che vi metta al riparo da possibili rovesci futuri. Toro, serie di messaggi rassicuranti inviati oggi e ricevuti dalla Luna in Vergine. A contraddistinguervi è la concretezza nelle azioni che vi porta a costruire progetti ben radicati e scrupolosamente vagliati. Momento favorevole anche per la carriera ed emozionante per l'amore che vi riserva sorprese e colpi di scena. Gemelli, le configurazioni terrestri oggi mal si accordano con la vostra indole aerea. Occuparvi di questioni pratiche equivale a chiedervi di scalare l'Everest, una faticaccia insomma. Conti, bollette, il lavoro, la spesa, anche la casa. Ci vorrebbe una controfigura per stare dietro a tutto. Cancro, ma che bella giornata vi aspetta oggi, foriera di ottime notizie, di informazioni utilissime per la professione e di grandi novità in ambito sentimentale. Solo buoni aspetti sono presenti nel vostro cielo odierno, realisticamente potete aspettarvi il meglio, quasi il massimo. Leone, venerdì discreto per il tono emotivo e molto soddisfacente invece per le finanze. La situazione, nonostante le vostre previsioni, è ben solida, un bel sollievo quindi. Se siete il capo, il prestigio è tutto vostro, ma lo sono anche le grane che vi seguono fino a casa. Vergine, la luna entra nel vostro segno, finalmente accolta a braccia aperte da Mercurio, Urano e Venere. Cuore, attività, soldi, divertimento, tutto fila alla grande. Condotte con intelligenza e spirito innovatore, le vostre iniziative riceveranno un ottimo impulso. Bilancia, giornata piatta quella di oggi, ma almeno non faticosa. Per mettervi a lavorare meglio aspettare l'ispirazione. Tutte le vostre attenzioni sono ora concentrate nel ménage à deux, tra fantasie trasgressive e sogni d'amore. Scorpione, con il partner la guerra è di casa, ma la tensione non trapela all'esterno. Con amici e conoscenti vi interfacciate con garbo e sicurezza in voi stessi. Piacevoli, colti, profondi, gli altri vi apprezzano e vi stimano. Una nuova impresa però può ora dare un senso a tutta l'irrequietezza. Sagittario, il lavoro è il punto certo odierno, tutto il resto dovrà o potrà attendere, ma già per il fatto di avere un'occupazione vi ritenete fortunati. Da oggi Marte mette fine alle ostilità e finalmente nella coppia tornerà a sventolare la bandiera della pace. Capricorno, la luna in Vergine armonica a Mercurio è un semaforo verdissimo per la professione. Proposte interessanti, obiettivi ambiziosi saranno presto raggiunti. La primavera si fa dolce, pronta a riscaldarvi il cuore, la vita sentimentale all'insegna di colpi di scena emozionanti. Acquario, l'arma vincente per appianare dissapori, disarmonie e conflitti originati da vecchie ruggini è la comunicazione. Rimurginarci sopra si è dimostrato inutile. Prove impegnative nel lavoro e nell'ordinaria amministrazione vanno oggi affrontate con grande pazienza. Pesci, luna diffidente dall'altra parte del cielo, ma a restituirvi la serenità ci pensano amici e parenti, pronti a condividere emozioni e interessi. Se l'amato fa il difficile, non prendetelo sul serio, non lo ammetterà nemmeno sotto tortura, ma è un po' geloso. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0